Buonasera a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì con la radiestesia interattiva. Aspetto che qualche altra persona si colleghi, mi raggiunga qui sul canale YouTube. Ecco, vedo qualcuno, benvenuti, ben ritrovati. Oggi tratteremo, ciao Laura, oggi tratteremo le scuole. Avevo anticipato infatti qualcosina nell'incontro, nella diretta precedente, ciao Vincenza, sempre in materia di radiestesia interattiva, parlando appunto di come i ragazzi abbiano un grande bisogno di sostegno, soprattutto perché sono in un'età particolare dove le loro forze psichiche spesso sono fuori da un controllo razionale e possono alimentare e attirare delle entità. In particolare gli adolescenti tendono ad attirare poltergeist, che appunto si divertono a mettere zizzania, infestano magari gli ambienti che frequentano appunto i ragazzi della loro età, in particolare la fascia dell'adolescenza, e dunque possono creare disarmonie, inasprire i rapporti, dove invece sarebbe positivo un contesto di collaborazione. Allora saluto Sara, Grazia, Mary, Marisa, Marietto, Anna Maria. Grazie per essere qui. Allora, mentre aspettiamo ancora che arrivi qualcun altro, vi do delle anticipazioni. Come avete visto, in questi giorni stiamo rilasciando diversi circuiti, domani ce ne sarà un altro collegato al chakra sacrale, e sono circuiti che il Marietto Veneziano sta preparando e divulgando sempre gratuitamente sul sito, e in particolare i singoli quadranti, che adesso vediamo sono qui, saranno poi, sono divulgati anche nei nostri canali Facebook, dunque i cassi sacerdotali e magie sibille tarocchi e diestesia. Qua ce ne sono alcuni, per esempio, verranno poi comunque raccolti in un ebook poi alla fine, dunque questa è una bella sorpresa che ci riserva il Marietto Veneziano, e io spero di aiutarlo in questo. Dunque vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, a iscrivervi al mio canale YouTube, dove troverete tra l'altro le spiegazioni per i circuiti nuovi, freschi. Veniamo a noi. Stavo dicendo appunto di come i ragazzi, per via della loro estrema agilità psichica e della loro vitalità che è estremamente alta, e ha una capacità vitale molto, molto maggiore di quella che hanno ormai gli adulti, che si assestano di fatto su altre vibrazioni. Poi ognuno ha le sue, però potete immaginare quello che succede quando molti giovani, non addestrati ovviamente, perché non hanno consapevolezza sul potere dei loro pensieri o sul fatto che appunto possano attirare l'interesse di entità dell'astrale, dunque non conoscono le modalità di difesa magica, non conoscono magari le protezioni, e dunque possono essere più esposti anche a ovviamente esperienze non piacevolissime. Qual è allora l'intento di questa serata? Armonizzare gli ambienti scolastici. Ovviamente armonizzando gli ambienti scolastici anche
tutti gli operatori che lavorano all'interno delle scuole, insegnanti, bidelli, segretari, tutti quelli insomma che fanno parte del corpo docenti e così via, delle strutture scolastiche, diciamo che troveranno beneficio anche loro. Ma la mia attenzione perché è rivolta soprattutto ai giovani? Perché è importante, loro sono come delle pianticelle con il fusto ancora delicato, che hanno bisogno appunto di quel sostegno che le faccia venire su dritte. E, è importante dunque che fin da ragazzi imparino la collaborazione, imparino l'ascolto, il dialogo costruttivo, imparino insomma a sostenersi a vicenda e a mettere al servizio di tutti i loro talenti, le loro abilità e soprattutto che imparino a riconoscerli in se stessi, scusate ho dato un colpo al microfono, in se stessi e negli altri. Dunque questo atteggiamento migliorerà non solo l'umore generale, ma anche il rendimento, allenterà le pressioni che possono nascere tra vari gruppetti che si formano inevitabilmente nell'ambito scolastico, nelle classi e durante le lezioni. Il mio pensiero in particolare va alla speranza insomma di contribuire ad armonizzare e a ridurre gli episodi di bullismo all'interno delle scuole. Questo, come ha scritto Deborah, che saluto, anche Christian, Claudia, Antonella, Tonia, Tiziana, Mirela, insomma vi saluto, grazie per essere qui. Come ha detto Deborah giustamente, è un protocollo che appartiene a Raymond Grace. Lui ha lavorato tantissimo all'interno degli ambiti scolastici negli Stati Uniti, dove lui risiede, e effettivamente ha contribuito a sanare molte situazioni anche disastrose di alcune scuole. Sapete, poi in America le situazioni sono molto diverse, le realtà sono diverse rispetto a quelle che viviamo noi, hanno scuole immense, gestite completamente con altri paradigmi, molto spesso hanno anche come dire, accesso ad armi e infatti a volte si sentono delle cose tremende. Per fortuna qui in Italia abbiamo altre realtà, ma ciò non toglie che alcuni ragazzi vivano delle forme di disagio profondissime a contatto con i loro coetanei, dai quali non si sentono capiti e possibilmente si sentono anche attaccati. Non è solo una questione di non essere integrati nel loro contesto di classe, ma proprio la possibilità che in certi momenti vivano proprio dei disagi profondi. Alcuni non vogliono andare a scuola, non riescono a parlare con i genitori, insomma ci sono realtà molto difficili e dunque vediamo se possiamo dare un contributo, ne sarei veramente molto lieta. Dunque questa sera quanti di voi hanno dei figli sicuramente capiranno l'importanza di quello che sto dicendo, magari hanno osservato anche delle forme di isolamento che vivono i giovani. Diciamo che anche le tecnologie oggi non aiutano moltissimo perché si è un po' perso l'istinto gregario che hanno i ragazzi e che abbiamo sempre avuto, cioè abbiamo sempre avuto noi la tendenza a cercare i nostri simili e a formare delle comunità. Dunque diciamo che questo mio pensiero si rivolge ai genitori, ma ai ragazzi, a tutti gli operatori delle scuole che comunque fanno un lavoro importantissimo, ma tutti, a partire veramente dalle persone che lavorano nella segreteria, la preside o il preside che sia,
che oggi si chiama dirigente scolastico, il corpo docenti, i bidelli, cioè tutti contribuiscono a permettere insomma ai ragazzi di formarsi, di formare non solo un carattere individuale ma anche un carattere sociale. Dal punto di vista cabalistico è importantissimo la collaborazione, è esattamente lo scopo dell'essere umano quello di non solo poter esprimere la verità che il divino manifesta attraverso ciascuno di noi e dunque le tante svariatissime verità, ma anche appunto la possibilità di collaborare con gli altri, costruire delle reti non fondate sull'egoismo ma fondate proprio sull'altruismo. L'altruismo infatti è la caratteristica che più di tutte ci avvicina a Dio e ci rende simile a Lui. Questo è esattamente il nostro scopo, lo scopo della correzione è quello di imparare la collaborazione con gli altri, perché da soli possiamo sicuramente ottenere molto, ma è con l'organizzazione che abbiamo ottenuto molto di più. Dunque questo messaggio che è importantissimo che arrivi ai ragazzi, purtroppo abbiamo una società molto fondata sull'individualismo e sullo spirito di competizione che per certi versi può essere positivo e di stimolo, ma in certi altri è castrante e soprattutto frustrante. E immaginate se già cominciano ad accumulare frustrazioni tra i vari sport che fanno o le lezioni a scuola, cioè, immaginiamo come devono arrivare ai 30 anni o ai 40, giusto dunque dare una mano e collaborare in questa direzione. Dunque ovviamente non puliremo soltanto le vibrazioni presenti nella scuola, ma anche in tutti i ragazzi che frequentano le scuole, puliremo anche ogni suppellettile, matita, temperino, tutto quello che è all'interno della scuola, le mura, gli infissi, tutto, immaginate tutto, proprio la scuola pulita e portata a nuovo, almeno a livello energetico. Questo favorirà sicuramente degli scambi migliori e poi, se avrete modo di darmene notizia, magari noterete qualche novità e qualche miglioria. E ora veniamo noi, vi chiedo appunto di concentrarvi sul contesto scolastico magari che frequentano i vostri figli, ma anche, perché no, le scuole che abbiamo frequentato noi al tempo dell'istruzione, che comunque continua sempre, non si finisce mai di imparare, ma concentriamoci così e andiamo a lavorare in modo mirato, così da fare qualcosa di positivo. Bene, detto questo, cominciamo, siete pronti? Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie cabalistiche e ai dottori spirituali di rimuovere tutte le energie negative e le vibrazioni negative presenti negli istituti scolastici a cui le persone che vedono questo video penseranno. E, in ogni angolo, molecola, cellula o qualsiasi componente che fa parte di questo processo. Chiedo appunto di rimuovere queste energie e vibrazioni negative. Grazie. Se avete un pendolino, rispondo a Deborah, sì, potete assolutamente compartecipare. Adesso attendiamo appunto che il pendolino smetta di ruotare in senso antiorario, in questo momento stiamo scaricando, abbiamo chiesto alle entità insomma che vivono nell'astrale e che collaborano con noi dall'altra parte del velo di occuparsi di questa cosa.
Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche e cabalistiche, ai dottori spirituali, di trasformare quelle energie che abbiamo rimosso, le energie, le vibrazioni negative, e trasformarle in vibrazioni ed energie positive e utili da destinare a ciò che la Divina Provvidenza riterrà più opportuno. Nel prossimo passaggio interverremo richiedendo l'eliminazione di blocchi di natura energetica, pensieri negativi e tutte forme pensiero generate dagli studenti, ma anche dal resto del personale. Dunque torneremo al moto antiorario. Ecco, chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie delle schiere cabalistiche e ai doni spirituali di rimuovere tutte le forme pensiero, i blocchi, le memorie, le vibrazioni negative e le forme astrali ancora non nella forma di entità, schemi mentali e quant'altro sia presente in ogni scuola, che sia rimasta attaccata come vibrazione in tutti gli oggetti presenti all'interno degli edifici scolastici, delle persone appunto collegate alle persone che stanno guardando questo video e che pensano alle scuole, insomma, occupatevi di questi ambienti. Grazie. Siamo quasi. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide e ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche e cabalistiche e ai dottori spirituali, di trasformare tutte quelle vibrazioni che abbiamo rimosso dagli ambienti scolastici in energie di armonia, serenità, costruttività, collaborazione, pace, entusiasmo, gioia di apprendere, ma gioia anche di insegnare. Grazie.
Ora ci siamo occupati dell'ambiente, adesso procederemo ad occuparci dei ragazzi, delle persone che stanno all'interno delle scuole. Ok. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche, ai dottori spirituali, di rimuovere le larve, i poltergeist, i geni del basso astrale, le entità demoniache, angeli caduti, folletti, tutto quanto possa infestare a livello di entità astrale il campo fisico, mentale e astrale delle persone, dei ragazzi che frequentano le scuole su cui stiamo facendo appunto questa pulizia, non solo i ragazzi ma anche tutto il personale che opera all'interno delle scuole, che vengano ripuliti da ogni forma di attacco o larva o qualsiasi altra entità che possa disturbare e che queste entità vengano sanate e inviate nei loro giusti piani di esistenza. Grazie. Io in genere, quando chiudo gli occhi e faccio questa procedura, spontaneamente vedo un vortice tipo tromba d'aria, ecco. Vedo un vortice a spirale. Quando rimuovo si muove in senso antiorario, invece quando carico lo vedo in senso orario, è un vortice di luce molto forte che quando è in antiorario rimuove, come se tirasse via, e invece in motorario è come se dall'alto portasse giù. Vi consiglio di aggiungerla come immaginazione, magari all'inizio sarà un po' una forzatura, nel tempo vi verrà spontanea. Chiedo al mio sé superiore, alle mie guide, ai miei maestri spirituali, alle intelligenze delle gerarchie angeliche cabalistiche e ai dottori spirituali di colmare il vuoto lasciato da tutte queste entità che abbiamo rimosso, guarendo il corpo fisico, mentale e astrale delle persone che usano, usufruiscono, lavorano e sostano, permangono all'interno delle scuole e che venga inviato energia e ovviamente energia buona, energia costruttiva, energia di collaborazione, la capacità di ascoltarsi, parlare in modo costruttivo, rispettarsi a vicenda, sostenersi e tutte quelle caratteristiche che permettono l'armonia, la serenità all'interno delle scuole affinché appunto sia un contesto dove imparare veramente a diventare grandi. Grazie.
Ci sta mettendo un sacco di tempo, mi addormento. A volte succede, eh. Eccoci qua. Bene, come avrete notato non ho mai nominato bullismo durante il protocollo, durante la procedura, perché il bullismo è una conseguenza della presenza di disarmonie e squilibri generali. Dunque siamo stati, come dire, orientati più che altro a lavorare appunto dal punto di vista energetico per favorire appunto la collaborazione e dunque dove c'è collaborazione, dove c'è sostegno, rispetto e quant'altro, ecco che ovviamente si va a correggere poi a caduta anche il fenomeno del bullismo. Dunque per questa sera noi abbiamo concluso con questo protocollo. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, il canale YouTube. Troverete comunque il link in descrizione del video. Quando appunto finirà la diretta aggiornerò le informazioni. E se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi anche al mio canale, mi farà piacere e avrete comunque sempre le notifiche degli aggiornamenti, così da non perdervi assolutamente nulla di quello che faremo e divulgheremo il Marietto Veneziano e io. Vi ricordo che domani parleremo del chakra sacrale e verrà distribuito un nuovo circuito che servirà appunto per il riequilibrio. Dunque non perdetevi gli appuntamenti di domani sul canale del Marietto Veneziano e sul mio canale, dove appunto spiegheremo io la parte diciamo teorica, lui vi mostrerà dal punto di vista pratico come utilizzare il quadrante e come seguire le varie fasi per l'attivazione e il controllo. Per quanto riguarda poi noi, ci ritroviamo venerdì sempre alle 20:30 per la diretta con le Sibille. Dunque per chi avrà una domanda da fare potrà approfittare appunto di questa mezz'ora tra le 20:30 e le 21 per telefonarmi oppure scrivermi nella chat durante la diretta. Dunque venerdì alle 20:30. Vi ringrazio, mi raccomando, ogni giorno siamo sui gruppi Facebook, i casti sacerdotali e magia, sibille, tarocchi, radiestesia. Vi aspettiamo a braccia aperte, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento di serata e vi abbraccio tutti. Fatemi sapere, mi raccomando, come è successo per quando abbiamo fatto la pulizia delle case, che ho avuto delle belle notizie da alcuni di voi. Ecco, fatemi sapere anche questo protocollo che risultati ha portato. Grazie a tutti, buona serata, alla prossima, un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.